In Regione è approdato in commissione per approfondimenti e scambi di opinione il programma triennale sulla promozione dell'invecchiamento attivo varato dalla Giunta regionale. Tra gli interventi previsti, sport, volontariato e formazione. Sebastiano Franco. Anziani, una risorsa. Favorire l'invecchiamento attivo negli ambiti di politiche familiari, formazione, cultura, sport, impegno civile e volontariato, oltre che destinare naturalmente risorse importanti in sanità, è l'obiettivo del piano triennale regionale elaborato dal tavolo in terza commissione, condiviso fra le parti politiche. Il Friuli Venezia Giulia, dove la speranza di vita sfiora gli 80 anni per gli uomini ed è di 85 anni per le donne, è la seconda regione più anziana, con più over 65, d'Italia, la quarta in Europa. Anche per questo è stata mantenuta una linea strategica denominata partecipazione a reti nazionali ed europee e a progetti europei, che collega il piano regionale con le reti nazionali ed europee, utilizzando anche le opportunità di finanziamenti specifici. Si parla quindi di accessibilità, si parla di abitare, ma si parla anche di alfabetizzazione informatica, per non escludere le persone anziane anche dal poter comunicare con questi nuovi mezzi. L'altro valore aggiunto di questa legge è il fatto che si sono messe a sistema le buone pratiche che già venivano fatte, come ad esempio a Trieste la ginnastica per gli anziani. Le direzioni regionali stanno lavorando anche per creare un portale web pensato per gli anziani e i servizi loro dedicati. L'obiettivo è rendere il portale online nel corso del 2017.